invece volevo chiedere questa cosa, l'opera terza. Non so se parlo con Egidio, ma parlo con tutti. Cioè, voi arrivate fate delle... Ho letto, visto che avete fatto delle collaborazioni, continuate a farle pazzesche. Poi com'è che siete arrivati, cioè, diciamo, a fare quello che fate adesso, celebrando i Pooh, no? Nei vostri concerti, eccetera. Sì, cioè, com'è che avete messo insieme le varie vite? Allora, ognuno di noi ha delle esperienze, ha fatto esperienze di vari generi musicali con vari artisti. E questo gruppo nasce un po' per gioco, ma veramente per gioco. Ma dai. Perché quando i Pooh si sono sciolti nel 2016, io sono stato sempre un po' appassionato dalla musica dei Pooh, li ho sempre seguiti e mi sono recato all'ultimo concerto che fecero a Milano, a San Siro, ricordo che fosse, mi sembra, l'11 giugno del 2016. E a un certo punto Facchinetti, con la voce un po' strozzata, un po' col magone, disse: spero che la musica dei Pooh vada avanti anche dopo di noi, cioè che questa non sia la fine della musica dei Pooh, ma che continui anche dopo il nostro stop. E sa, quando ti si accendono nella vita quelle lampadine che non ci pensi. Hai detto che pensi mi, hai detto. Che pensi mi. E allora ho detto, ma vado a casa e vedo. Allora sono andato a casa e ne ho parlato con Federico Riccardo, il batterista, Federico il tastierista. Tra l'altro, siccome sono geloso di Paolo, no? Siccome sono geloso di Paolo, sono andato a casa e ho detto: voglio i figli nell'orchestra. Tutti e due. Anche se vince sempre lui, un grandissimo artista, perché ne ha 3, vince lui, grandissimo artista Paolo. E quindi ho detto ai miei figli, loro hanno sempre voluto fare qualcosa con me, ma non ce n'è mai stata occasione, perché io facevo anch'io un po' il giro di Paolo, lavoravo con le orchestre, ero in giro, e loro volevano fare qualcosa, ma loro sono un po' più roccheggianti. Poi se volete fare qualcosa con me, che ne dite? Facciamo un tributo ai Pooh. E così è nata. Che bravi! Si sono messi sotto, si sono messi a lavorare, e poi abbiamo aggregato Rino e Davide, che senza di loro gli Opera Terza non avrebbero ragione di esistere. Bello! Bene, allora canterò per te, Opera Terza!
costante, sempre più forte, io canterò per te, come onda che piaggia alla spiaggia, le mie braccia avrai da me, con i tuoi occhi quasi mi tocchi, io canterò per te, per averti domani nel mondo, via con me. E canterò per te, forse hai bisogno solo di un sogno, ma io canterò per te. Non si può sbagliare, sei l'altra parte del sole, sono pronto a farmi il male con te, e via dalla gente che non è, e io canterò per te in faccia al mondo. Spettacolo, signori, a Sotto il cielo della Lombardia, opera terza. Ma lo devo dire con l'articolo davanti al nome, tipo un po' dialettale o opera? Opera terza. Tra l'altro l'aneddoto del nome è anche quello, infatti. perché in Italia ci sono parecchi C'è il tributi fiatone, ai Pooh, Gidio? C'è il fiatone. Ho un po' qualche anno, insomma, star dietro a questi sciarmanati non è facile. Certo, quelli Anche perché loro sul palco saltano, sono delle molle, quindi mica facile. alla fine del concerto è dura. No, dicevo, il nome è venuto fuori perché di tributi in Italia ce ne sono parecchi che fanno tributo ai Pooh, e tutti hanno preso o il nome di una canzone o il nome di un CD o il nome, e noi volevamo essere un pochettino originali e non attingere dalle varie fonti CD oppure nomi di canzoni, e abbiamo visto che i Pooh avevano fatto un CD che si chiamava Opera Prima, poi hanno fatto una riedizione di pezzi molto vecchi fatti con l'orchestra e l'hanno chiamata Opera Seconda, cioè Opera Seconda. Li hai fregati perché I Pooh si sono fermati e dove aveva fatto Opera Terza con l'augurio di continuare da dove loro l'avevano lasciato. Li avete fregati, Quindi faranno l'opera quarta poi non è loro. nato così. Bella questa. Bene, Gianluca, l'hai tirato fuori